Dopo le recenti rapine, anche con spari e furti negli appartamenti, sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine in città e soprattutto nelle frazioni. Questa mattina polizia e carabinieri hanno vigilato a San Leone e al villaggio Peruzzo. La ronda proseguirà anche nei prossimi giorni, dal mattino alla sera, per prevenire l'evolversi della microcriminalità. Le due zone negli ultimi giorni sono state prese di mira dai ladri che hanno rapinato la farmacia, la posta, i commercianti e scippato alcuni anziani. E tra i negozianti e gli abitanti aumenta la paura e la tensione. Verso le 9 qua al massimo possiamo pure chiudere. Magari prima. Ma no perché ci sono anche, ultimamente hanno fatto in televisione questa pistola elettrica pure. Alla farmacia, hanno fatto rapine. Non so, non si vive più una serenità. C'è tanta paura perché c'è con la crisi che licenziamenti, disoccupazione e aumenta anche una persona che non si trova un soldo in tasca e sono cose brutte queste delle rapine, che non sono cose che non si fanno, ma purtroppo sta arrivando al punto perché prima c'era una calmaria, c'era tranquillità e con questa crisi abbiamo anche paura che chi ha un genitore anziano. Farmacie, supermercati, tutto. E noi tutti qua abbiamo paura. Stanotte io ero solo a casa, che mia moglie era in clinica e alle 3 di notte mi è suonato il campanello e io sono stato costretto a accendere tutte le luci che avevo in casa e mi sono messo al balcone e non ho visto nessuno, perché la gente bussa, vede che non c'è nessuno e entra nelle case e ti svuota le case. I cittadini sono impauriti, gli anziani si barricano in casa e per ritirare la pensione si fanno accompagnare dai parenti, come è successo anche questa mattina alla posta di San Leone, per paura di essere derubati. Adesso più che mai si chiede maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Nel periodo natalizio, è risaputo, le rapine e gli scippi aumentano e i cittadini vorrebbero più protezione, maggiore sicurezza. Loro girano per coscienza, ma quando quelli li devono fare, li fanno. Già ci sono i controlli, ma un po' di più non mancherebbe, ma un po' di controllo in più non farebbe male. Bisognerebbe vigilare di più. Un presidio comunque qua in questa zona ci vorrebbe, o di polizia o di vigili urbani. Io sono sempre a San Leone da mia mamma, spesso è volontieri la sera, sto fino a tardi, non c'è controllo. Il controllo c'è solo a lungomare, quando a volte girano a lungomare, ma io non vedo nessun controllo.